It seems to me you live your life like a candle in the wind. Tra i settori messi in ginocchio dalla pandemia di Covid-19 ci sono sicuramente quelli dello spettacolo e dell'intrattenimento. Tra divieti d'assembramento e le limitazioni degli spazi dei locali, moltissimi eventi sono saltati nei programmi estivi, sagre comprese. Dalla situazione di difficoltà però c'è anche chi ne ha accolto una possibilità preclusa ad altri. Ne è un esempio lo Spazio Zenith di San Donà di Piave, locale che durante l'autunno e l'inverno aveva saputo distinguersi nel panorama dell'intrattenimento grazie all'offerta di eventi di qualità culturale e musicale che hanno spaziato dal teatro a vari stili musicali, ma non solo. E in un periodo nel quale le sagre di paese non trovano fattibilità, ecco che Spazio Zenith si reinventa con la sagra che non c'è. L'idea è stata quella di ricreare una situazione di allegria e di coinvolgimento sociale che ci era impedito dal lockdown. Quest'anno non avremo sagre in giro, non avremo possibilità di ritrovarci, di ascoltare musica, e la possibilità nostra di avere un grande giardino e un grande spazio interno è stata quella proprio di ricreare la sagra. E quale miglior titolo della sagra che non c'è? Perché sarà sì una sagra, ma la faremo con delle variazioni molto sostanziose. Variazioni che partono prima di tutto dal menù, con il piatto forte rappresentato dallo spiedone del Piave, preparato a cottura lenta di ben 6 ore. La storia dello spiedo innanzitutto, cioè lo spiedo del Montello, della riva destra del Piave, che ci riporterà un sapore sano e soprattutto intenso perché ha 6 ore di cottura. Queste 6 ore di cottura verranno poi riversate sul piatto assieme a musica, alle partite di calcio che faremo vedere visto che la Serie A ritornerà in estate, alla Champions League, e questo per dare la possibilità di stare insieme con le dovute distanze e con chiaramente le adeguate misure di sicurezza. Questa sera è una serata di prova e dopodiché si partirà quando, in quali date e per quanto tempo? Partiremo venerdì 19 giugno, innanzitutto con un artista, Mauri Oravola, che fa le cover, anzi il tributo a Vasco Rossi e Ligabue. La musica sarà esterna, acustica, una musica semplice, accettabile ma coinvolgente. Andremo avanti venerdì, sabato e domenica, lo faremo sicuramente per il prossimo mese, per 4 settimane, ma spero che chiaramente la grande affluenza che ci sarà ci permetterà di arrivare a fine settembre. Dopo 3 mesi di lockdown, dove eravate abituati a fare eventi, a coinvolgere il pubblico, com'è poter ritornare sul palco? Allora, è un'emozione fortissima, devo dire che anch'io da musicista, avere un pubblico che ti ascolta, che ha voglia delle tue emozioni e tu hai voglia di darle a loro, e questa è la vita del musicista e di chi fa spettacolo come noi.